Siamo con Mario Buttu, team manager possiamo dire di questo Taloro, dirigente accompagnatore di questi ragazzi splendidi che anche oggi hanno dimostrato che nel calcio nulla è impossibile, no? Sì, nulla è impossibile soprattutto quando ci si impegna, quando si fanno gli allenamenti e si seguono le indicazioni dello staff tecnico, e per cui si lavora bene e si ottengono i risultati. Cambiano i protagonisti, gli allenatori, anche i ragazzi, però alla fine la ricetta è sempre quella, no? Oltre alla tecnica e alla tattica, anche la motivazione che in campi come quello di oggi serve come? Sicuramente una partita come quella di oggi che è stata soffertissima perché il campo era quasi impraticabile, non ci ha avvantaggiato. Per una volta tanto possiamo dire che il Taloro non ci ha avvantaggiato perché sono convinto che su un campo diciamo in condizioni normali avremmo fatto molto meglio, ma il risultato è pienamente soddisfacente. 4 gol sono sempre difficili da segnare e quindi siamo molto soddisfatti sia della prestazione complessiva che di tutto l'andamento del campionato juniores. E naturalmente anche della prima squadra che sta facendo belle cose. Sì, la prima squadra ormai ci siamo salvati con 3 giornate d'anticipo, nessuno nel mese di dicembre l'avrebbe immaginato, però sono venute fuori quelle che sono le doti, diciamo così, delle notorie del Taloro, certo. il grande attaccamento ai colori sociali, e si ottengono risultati che sembrano anche impossibili spesso. Certo. E che cosa significa essere dirigente del Taloro? Dirigenti significa mettersi a disposizione per dare un aiuto a una società che appartiene al paese, e quindi È una piccola nazionale della Barbagia, diciamo anche con i ragazzi, no? Chi ha passione per il calcio non deve fare altro che mettersi a disposizione, perché c'è spazio per tutti. La cosa più importante di questa società è che non appartiene a un magnate, appartiene al paese. Certo. Benissimo, noi ringraziamo il nostro dirigente accompagnatore Mario Buttu e un grandissimo in bocca al lupo per quanto riguarda ovviamente la prossima sfida con la Ferrini, e complimenti per il lavoro che fate anche a voi. Crepi. Grazie.